Una partita da grandissima squadra. L'Union Clodiense trova uno 0-0 sul campo della Luparense, ma è una prestazione sontuosa degli uomini di Andreucci, costretti a giocare in 10 per 70 minuti per l'espulsione di Grazian Aliou. La cronaca della partita infatti deve partire da quanto è successo al 23esimo minuto. Il bomber albanese si guadagna un calcio di rigore che viene battuto da Fasolo, che però si fa respingere il tiro dall'ex Voltan. Nella mischia la palla viene allontanata e da Liu viene espulso per una presunta gomitata ad un giocatore della Luparense. E pensare che nei primi 20 minuti i lupi erano partiti meglio, battendo ben 5 calci d'angolo e con Beccaro che aveva chiamato Zecchin ad un buon intervento. Dopo l'espulsione i Granata si sistemano bene in campo, gestiscono la palla e soffrono solo su un contropiede su cui Zecchin è ancora ottimo su Beccaro. Nella ripresa c'è una sola squadra in campo e sono i Granata. Andreucci mette in campo Ndrecka e Giannini, scatenato sulla destra, ma prima si fa respingere da Voltan un tiro a botta sicura, poi colpisce un clamoroso palo servito da Ndrecka. Nel finale assalto Granata, ma la Luparense gestisce bene e nel finale sfiora il gol con Zecchin che mette in corner oltre che sulla traversa. Una prestazione tutta cuore e orgoglio, dove sicuramente si può recriminare sul risultato finale ma non sulla prestazione, riconosciuta dalla standing ovation del pubblico Granata. Prossima partita domenica a Portogruaro.